Viene eletto da poco, è stata un'elezione importante, devo dire, l'Università di Cagliari ha dato una bella dimostrazione, ricordiamo che l'università è lo specchio della città, per cui vuol dire che la città comunque è pronta tranquillamente a valutare le persone indipendentemente dal genere. Questo secondo me è un grande aspetto di cultura e di crescita. Questa iniziativa mi trova assolutamente d'accordo, non solo mi ha piacevolmente impressionato perché la cultura è la base della crescita, che sia una crescita individuale dal punto di vista della formazione della personalità, di quel pensiero critico che ti serve quando poi entrerai nel mondo del lavoro, ma anche crescita dal punto di vista proprio della capacità di poter poi attraverso le tue conoscenze che diventeranno competenze, avere una ricchezza anche materiale. Non deve passare, guarda, è mistificatorio il messaggio che tu puoi avere una competenza senza conoscenza. È falso, è fatto soltanto per buttare sabbia negli occhi e convincere una realtà e una terra come la Sardegna che se non si studia si ottiene ugualmente un ruolo importante nell'ambito lavorativo. Non è vero, è l'unico modo che tu hai di creare sottosviluppo nella maniera in cui blocchi le crescite culturali. E questa iniziativa va invece nella direzione di quella cultura apparentemente, dice, ma non è finalizzata. No, la cultura non deve essere, è la competenza che deve essere finalizzata. La cultura è la base di quello che tu sarai poi domani, un ottimo dirigente, un ottimo professionista, un ottimo professore, un'ottima figura all'interno della società. E il teatro in questo, come la poesia, come il romanzo, sono degli aspetti che sono imprescindibili, qualunque sia l'aspetto culturale o professionale che tu seguirai domani. Questa iniziativa, che è nata grazie a questa collaborazione tra Sardegna Teatro ed ERSU, in realtà per l'ERSU è un'attività fondamentale. Cioè, come ho detto prima, per gli studenti universitari, quelli che sono, diciamo, gli elementi che costruiscono il diritto allo studio sono proprio, tra questi c'è anche l'accesso alla cultura. E accesso alla cultura che però invece è proprio quell'aspetto che tendenzialmente si taglia per primo quando c'è da tagliare. In realtà qui stiamo tagliando tutto e stiamo tagliando costi, non noi, ma diciamo chi ci governa taglia tutto quanto quello che è l'alta formazione, però sicuramente la cultura è uno di quegli aspetti che più risente perché molto spesso perché è un investimento che non dà un frutto immediato, perché è un investimento che costruisce le persone, non che dà subito un bene che tu afferri immediatamente. E allora c'è questa tendenza. L'ERSU cerca di combattere questo decremento di risorse, cercando di massimizzare quelle che sono quelle che riceve, le risorse che riceve. Quindi lo fa tramite tante iniziative. Questa iniziativa è particolarmente per noi, diciamo, pure entusiasmante, diciamo la verità, perché è ambiziosa, perché portare i giovani a teatro, se uno va e guarda chi esce da teatro adesso non ci vede i ragazzini che escono, vede gente un po' attempata come me, o anche più attempata di me, invece nonostante sia una forma di arte che è molto diretta, perché proprio c'è un'interlocuzione quasi diretta, perché c'è quasi una fisicità, diciamo, tra chi sta sul palco e chi sta in platea ad assistere. E quindi è un qualcosa anche che per i giovani è molto importante, cioè da questo punto di vista. E quindi noi crediamo molto perché, come ho già detto anche prima, cioè lo studente universitario è proprio il tipo di categoria che è una categoria della vita, no? Cioè che uno non rimane studente per sempre, però in quel momento che c'è una curiosità, una voglia di dinamismo, di provare emozioni nuove, che sono emozioni importanti, che lasciano qualcosa dentro, molto alta. Certo, se non gliela si offre, lui non la conosce, non la frequenta questa possibilità, non la utilizza. L'impegno dell'ERSU è ovviamente a essere il più possibile capillari con le risorse che ha per poter offrire questa possibilità. E diciamo che rientra proprio nelle nostre diciamo, doveri. L'incontro con il Teatro Sardegna
un effetto, come dire, che aumenta molto di più questa capacità, e quindi lo vogliamo percorrere. E tra l'altro abbiamo interloquito anche di altre cose, non solo di questa, quindi c'è una volontà di andare anche avanti su questo piano. È chiaro che l'ERSU ha anche tanti altri problemi, e non è solo il problema della cultura, ne abbiamo tanti altri. Se dico questo perché sennò sembra che voglio dimenticare il resto. Abbiamo tanti altri problemi che affrontiamo lo stesso. Su questo fronte l'affrontiamo così e siamo convinti di essere in ottima compagnia per affrontarli. Negli altri spesso siamo un pochettino più soli, ma cerchiamo di farlo lo stesso. Ritengo che sia importante questa iniziativa per tutta una serie di ragioni, principalmente per il fatto che ogni volta che si parla di diritto allo studio sembra che esso sia rivolto semplicemente a borse di studio o a servizi alloggi o a contributo fitto casa, eccetera. Invece c'è un elemento molto importante quando si parla di diritto allo studio, che è quello dell'accesso alla cultura, che è uno dei principali, che deve essere accessibile a tutte, ed è il motivo per cui questa card è accessibile a tutti i 27.000 studenti universitari e che deve appunto trovare piena soddisfazione. Questo è uno di quegli esempi, cioè dove si permette agli studenti di poter andare a teatro a prezzi agevolati e così appunto garantire questo diritto essenziale. Ai miei colleghi direi di andare innanzitutto perché penso che, questo lo dico perché ho fatto teatro una vita, andare a teatro è una cosa importantissima e anche soprattutto molto molto formativa, e poi in più perché appunto è uno di quei servizi che gli studenti dovrebbero avere per diritto, e qua a Cagliari possiamo dire che finalmente ce l'hanno. Ma vorremmo che lo studente vivesse città come Cagliari, come città universitaria. Lo slogan è diritto allo studio, diritti alla cultura. Io vorrei dare un consiglio a tutti i giovani studenti. Io sono stato uno studente che non ha avuto questa opportunità, ovvero l'opportunità di poter accedere quasi gratuitamente alla cultura, perché accedere alla cultura significa affacciarsi in questo mondo meraviglioso che è il teatro, significa aprire delle porte, entrare in un mondo parallelo, e significa anche crescere culturalmente, crescere umanamente, sia come studente sia come persona, per riuscire ad avere anche una visione più aperta delle società, più moderne e anche più ambiziosa. L'obiettivo del Teatro di Sardegna con il nostro progetto triennale Sardegna Teatro è quello di aprirci fortemente alla costruzione, insieme agli altri soggetti che costituiscono la governance di una città, quindi le università, la politica, i giornali, insomma tutti i mezzi di comunicazione, quello di comunque contribuire alla costruzione di quella che è la classe dirigente del domani. Come lo possiamo fare noi? Intanto portando degli spettacoli che possano suscitare delle percezioni nuove, far aumentare la domanda dentro di sé, stimolare la domanda latente di cultura, e lavorando insomma su quella che è l'atmosfera creativa che qualsiasi ambiente oggi, poi soprattutto nelle città, ha bisogno di svilupparsi per poter poi generare cambiamento, se non anche sviluppo. Abbiamo immaginato quindi di eliminare la barriera in un mondo dove tutto è on demand, quindi io decido quando voglio consumare qualcosa, quando voglio vedere un film, voglio vedere qualsiasi cosa. Abbiamo deciso, noi viviamo in un mondo, quello del teatro, che ha tutto fuorché l'on demand, cioè purtroppo insomma, per fortuna anche inizia a un'ora precisa, 8:30, 9, qualsiasi ora, ma insomma bisogna essere lì in quel momento. Abbiamo cercato di eliminare, questo è l'unico limite, non possiamo eliminare, possiamo provare a eliminare tutti gli altri. Il primo, chiaramente, se pensiamo ai giovani, è la barriera del prezzo. Quindi abbiamo immaginato una card che per tutti ha il prezzo di 10 euro per vedere 5 spettacoli, quindi 2 euro a spettacolo, sostanzialmente equivale a quel primo livello di quasi gratuità con cui oggi si è abituati a comprare, non so, del software online, un abbonamento a una pay TV, insomma, quindi è il primo livello. Grazie all'ERSU riusciamo a dare a 200 studenti lo stesso pacchetto a solo 1 euro, quindi il prezzo, diciamo, simbolico per dire io sono veramente interessato ad andare a teatro. Poi abbiamo immaginato, ma dobbiamo trovare il modo per concretizzarli tecnicamente, un sistema di gamification per cui io posso poi andare a vedere sempre più spettacoli, non solo mettendo altri soldi, ma anche facendo delle attività a sostegno della promozione del teatro della prossima stagione. Quindi questo è il progetto complessivo. Qual è l'ambizione? Senza limiti, se è vero che sono 27.000 gli studenti iscritti a questa facoltà, almeno un biglietto in un anno per ognuno di loro, insomma, almeno una volta andare a vedere uno spettacolo di qualsiasi teatro, come al solito. Io poi insomma dico sempre importante sceglierne uno, quello più vicino a casa. Ecco, quest'anno un po' di coraggio in più, abbinate anche la nostra stagione, perché probabilmente qualche punto di vista diverso, qualcosa che magari vi disturba, che comunque lavora sulla percezione e sulle percezioni che una persona può provare, ci sarà.